Bentornati e bentornate a Squadra che vince. Questa sera parliamo di giustizia, è prossima la riforma del processo civile, se ne sta parlando da settimane, insomma sta per entrare nel pieno la riforma cosiddetta Cartabia e di riflesso insomma ci sono già delle conseguenze su diversi piani, sul piano penale e anche sul piano che riguarda il diritto di famiglia. E per parlare di queste novità, nel bene e nel male, abbiamo invitato in studio Sabrina De Santi, avvocato, presidente di AIAF Veneto. Benvenuta, avvocato. Buonasera. Buonasera. AIAF Veneto che vediamo ha unito anche le forze, lo dobbiamo dire perché è diventata, non so da quando ce lo dirà lei, comunque AIAF Triveneto. Qui vediamo proprio il sito internet dell'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, sezione Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige. Lei è presidente chiaramente della sezione Veneta e poi le colleghe Graziella Cantiello per il Friuli Venezia Giulia e Cinzia Tomasoni per il Trentino Alto Adige. Partiamo magari proprio da una premessa che riguarda questo, insomma, insieme si è più forti. Ma senz'altro noi siamo un'associazione nazionale, abbiamo circa 3.000 soci in tutta Italia, si tratta di avvocati che si occupano prevalentemente di diritto di famiglia. Abbiamo pensato, almeno per quanto riguarda la comunicazione, di unire le forze per quello che riguarda un'area, no, del nostro paese. E il Triveneto ha un tessuto sociale che si somiglia, per cui ci è venuto naturale, anche per i rapporti che ci sono fra le tre regioni, di unire le forze in un sito in modo da dare una comunicazione uniforme ai nostri soci, perché sono inclini a spostarsi, quindi ci si vede a Pordenone come ci si vede a Trento, come ci si vede a Verona, perché insomma bene o male si gira. Per fortuna insomma abbiamo mezzi di trasporto che ci consentono anche gli spostamenti veloci. Stasera siamo qui, peraltro diamo uno sguardo al sito veronadaily.it perché proprio nella giornata di ieri abbiamo pubblicato questo articolo, la riforma Cartabia spiegata da AIAF Veneto all'Università di Verona. La riforma del processo civile, dicevamo, è di prossima entrata e a partire da venerdì 3 febbraio proprio nell'aula magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona ci sarà questo corso che poi vedrà diverse tappe, adesso ce lo dirà lei, in tutta Italia e che insomma ai nastri di partenza ha già più di 1.000 iscritti. Sì, abbiamo unito le forze con altre 10 regioni e abbiamo deciso di fare un corso quindi che raccoglie colleghi da tutta Italia per cercare di spiegarci, di formarci sulla riforma Cartabia. Se ne parla moltissimo, soprattutto dal punto di vista del diritto penale, meno del diritto civile, però dobbiamo pensare che il diritto civile è quello che riguarda l'approccio, insomma, per la maggior parte dei cittadini è il diritto civile, quello che interessa, no? Ecco, per fortuna. Per chi ci stesse vedendo e ascoltando proprio in questo momento e che magari ha sentito parlare di riforma Cartabia, no? Perché ne stanno parlando i giornali, le radio, le TV e che però non ha mai approfondito il discorso, come potremmo sintetizzare un po' questa cosa, la riforma Cartabia? Partiamo dal fatto che la riforma prende il nome dall'ex ministro della giustizia che ovviamente adesso è Nordio e che ha avviato un processo di revisione. Come descriverebbe se qualcuno le chiedesse ma cos'è questa riforma Cartabia? Dunque io direi così, che la riforma Cartabia in realtà nasce dal governo Conte con il ministro Bonafede. Un disegno di legge che comunque era nato per cercare di snellire il processo in Italia. Abbiamo avuto la pandemia, abbiamo avuto poi il piano di ripresa e resilienza e per i fondi di quel piano la riforma della giustizia è diventata essenziale. Le redini del governo, abbiamo detto, sono passate di mano e quindi al posto del ministro Bonafede abbiamo avuto la ministra Cartabia. Sotto la quale è nato poi il primo, con un decreto ministeriale del 2021, è nata la prima commissione, la commissione Luiso, che ha riformato anche quegli ambiti che non erano stati presi in considerazione dal ministro Bonafede, per cui per esempio tutto il comparto della famiglia e tutta la sua riforma vede la luce nel 2021, non nel 2020, dove invece si parlava di altri aspetti del processo civile e del processo penale. E sta entrando nel vivo, insomma, questa riforma, anche se appunto è cambiato nuovamente governo con la Premier Meloni e con il ministro della giustizia, appunto, Nordio. Concentriamoci un po' sul diritto di famiglia, che è il tema
sulla quale lei chiaramente è specializzata, se così si può dire, e anche qui sono previste delle novità importanti. Iniziamo un po' ad entrare nel merito della materia e insomma ci dica quali sono le evidenze più importanti rispetto al passato. Sempre rimanendo nell'ambito del diritto di famiglia, no? Sì, abbiamo detto appunto l'ambito del diritto di famiglia prima non c'era, oggi c'è e entra in questo grande movimento che è legato al PNRR. Perché? Perché il diritto di famiglia non ha mai in effetti conosciuto una stagione di rinnovamento del processo. E snellire il processo non poteva significare lasciare fuori un comparto così importante. E diciamo che il processo di famiglia si aggiorna rispetto ad alcune tematiche che sono fondamentali. Noi abbiamo visto nel corso del tempo appunto rimanere un processo scandito sempre allo stesso modo, ma il diritto sostanziale, quindi il diritto delle persone, i diritti fondamentali, crescere e modificarsi. Se pensiamo alla riforma del diritto di famiglia del 75, dove i coniugi cominciano ad avere gli stessi diritti e gli stessi doveri, dove la patria potestà viene sostituita dalla potestà di entrambi i genitori sui figli, ecco, le regole del processo erano le stesse. Quindi c'è una sorta di occasione di cambiamento epocale. Che cosa si vuole in primis in questo processo, se dobbiamo fare una sorta di riassunto? Per esempio, la figura del minore diventa centrale. Ora, non che non lo fosse prima comunque. Ma noi dobbiamo pensare che i bambini nell'ambito dei procedimenti separativi sono passati dall'essere oggetto del diritto dei genitori, oggetto di una potestà, ad essere invece titolari di diritti propri, e i genitori verso quei diritti hanno delle responsabilità vere e proprie, hanno una responsabilità che oltre ad essere giuridica, cioè il diritto parla addirittura di un dovere di dedizione che il genitore ha nei confronti dei figli. E la dedizione non è una parola meravigliosa. Non è istruire, mantenere ed educare, è un dovere, è in più. La dedizione comporta qualcosa di personale. Ma mentre nei confronti del coniuge c'è sempre stato, nel codice del 43, un dovere di assistenza morale e materiale, quindi un impegno fisico verso l'altro. Certo. Sia a livello materiale che a livello spirituale, umano, diciamo. Certo, a livello umano noi dobbiamo essere degli sponsor dei nostri coniugi, dobbiamo essere i trampolini di lancia dei nostri coniugi. Verso i figli c'era mantenere, istruire ed educare. No, cioè oggi anche i nostri figli hanno il dovere, cioè hanno il diritto alla nostra dedizione e questi diritti vengono protetti nel processo, laddove naturalmente ci sono casi particolarmente gravi. Ma se noi ci mettiamo nell'ottica del fatto che in tribunale per come è strutturata la riforma dovranno sempre meno arrivare i casi che hanno una possibilità di conciliazione preventiva, è chiaro che quando si arriva in tribunale bisogna essere preparati al fatto che si incontreranno sempre di più casi molto delicati, difficili. E la riforma ha previsto che in casi particolari, particolarmente gravi, dove c'è una conflittualità particolarmente forte o tipi di procedimenti che vedono la decadenza della responsabilità dei genitori e della responsabilità genitoriale, i figli abbiano il diritto, ad esempio, ad un curatore speciale. E quindi un vero e proprio avvocato che per tutta la durata del processo segue, li rappresenta e rappresenta la loro voce. Insomma, una voce del minore che verrà ascoltata in maniera diversa, più rappresentata e sicuramente più tutelata, è una tutela maggiore. Sì, perché oltre ad esserci l'ascolto del minore da parte del giudice, ci sono le convenzioni internazionali, eccetera, non è una novità quella dell'ascolto del minore, fatto naturalmente nel suo interesse, quindi con certe cautele, eccetera. Accanto a questa previsione, che viene semplicemente normata, noi avremo la figura del curatore speciale, quindi vero e proprio avvocato all'interno del processo, che studia gli atti, legge le carte e rappresenta il minore per tutta la durata del processo. Tra l'altro si parla anche di un tribunale unico dedicato alle questioni di famiglia, anche questa è una novità, o no? Sì, è una novità delle novità per noi, perché il processo delle famiglie per noi è sempre stato diviso tra il tribunale ordinario, la sede circondariale qui a Verona, per fare l'esempio del Veneto, e il tribunale per i minorenni di Venezia, che invece è sulla base di un distretto, no? E dove abbiamo anche la sede di Corte d'Appello.
Ora con la riforma non avremo più probabilmente il Tribunale per i minorenni di Venezia, perché tutto verrà inglobato in un unico tribunale che dovrebbe essere il Tribunale circondariale. Poi rimarranno delle competenze, però insomma si tratta di competenze specifiche. Diciamo che la maggior parte delle questioni che riguardano la vita familiare, la patologia e quindi gli eventi separativi sarà concentrato nei tribunali circondariali, quindi per noi il nostro Tribunale di Verona, e quindi non avremo più questa dicotomia con tutte poi le conseguenze anche dal punto di vista processuale del dove vado, perché poi ci sono sempre i casi limite, eccetera, Certo. si comincia da una parte, si finisce dall'altra, eccetera. Tutto verrà concentrato in un unico tribunale con un giudice specializzato il più possibile. Si sottolinea un altro aspetto importante, ovvero quello il tentativo di risolvere le controversie con metodi alternativi. Ecco, quali sarebbero questi metodi alternativi? Allora, i metodi alternativi di risoluzione delle controversie tendono a lasciare le parti fuori dal circuito giudiziario. Ora, se un avvocato della famiglia fa il suo lavoro, normalmente già noi tendiamo a lasciare la maggior parte dei nostri clienti al di fuori, quindi a trovare degli accordi che finiscono in tribunale solo per un controllo, diciamo, di legittimità, quindi un omologa della separazione, certo, o una sentenza comunque che è l'esito di una domanda congiunta di divorzio. Però ecco, abbiamo dal 2012, ma è stata potenziata con la riforma, ampliandola, adesso le dico, la possibilità di arrivare sia alla separazione che al divorzio, ma anche all'affido e al mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio, che prima non era contemplata, si parlava solo di separazione e divorzio, attraverso un sistema che si chiama negoziazione assistita. È un sistema che è bellissimo per me, perché finalmente lascia completamente fuori le persone dal circuito giudiziario, perché riusciamo a fare tutto noi nei nostri studi. Alla fine l'accordo delle parti viene semplicemente portato in procura, anche lì c'è un controllo del pubblico ministero che applica un nulla osta o un'autorizzazione, e nel momento in cui abbiamo l'autorizzazione, che a Verona noi siamo fortunatissimi perché arriva nel giro di una settimana, quindi dai. una settimana Sì. dal momento in cui le parti decidono di accordarsi, è fantastico perché dà la possibilità veramente a volte di rimettere in ordine anche, non so, questioni economiche, di rilanciarsi, di fare acquisti, eccetera, perché si arriva magari in capo a pochissimo tempo alla possibilità di ripartire, ecco. Quindi con questo sistema riusciamo a evitare completamente il giudizio. Molto interessante perché ha un effetto deflattivo, perché ovviamente non si scrivono cause a ruolo, il giudice non deve fare nessun tipo di controllo, rimane però in capo alla procura, almeno un controllo formale. Grande interesse per gli avvocati, che diventano i veri protagonisti di quel tipo di procedura. Tra l'altro, allora, sulla carta finora funziona tutto bene, abbiamo detto insomma una riforma che introduce anche degli aspetti positivi, come è stato detto. I tribunali però saranno pronti a accollarsi una riforma che prevede magari la nascita di alcune figure che prima non esistevano, come il curatore, che diciamo tutela il minore, e il tentativo della riforma è quello di snellire, sappiamo, no? I processi e quant'altro in generale. I tribunali si stanno organizzando, secondo lei? Ci si sta preparando per questa rivoluzione? Possiamo definirla così? Ma guardi, che la possiamo definire una rivoluzione senz'altro. E che siamo pronti, allora, avevamo delle tappe di avvicinamento. Di avvicinamento. Okay. E la prima, cioè, c'è stato un ingresso immediato di alcune norme con la legge, ancora con la legge delega, la 206 del 21, poi abbiamo avuto una prima tappa di norme che sono entrate in vigore a giugno del 2022, ora dovevamo aspettare il giugno 2023, ma la legge di bilancio ha anticipato al 28 febbraio, quindi dal 1° marzo le cause che scriveremo dopo il 1° marzo entreranno con il nuovo regime. Allora, essere pronti è una parola forte, chiaro. Noi avvocati stiamo facendo le corse e lo stesso penso gli uffici giudiziari, stiamo cercando di approntare il massimo per il 1° marzo. E non lo so, io penso che ci vorrà più tempo, e infatti era strutturata per avere del tempo in più. Il Tribunale Unico dovrebbe entrare in vigore non quest'anno, ma l'anno prossimo, per adeguare gli uffici, per adeguare gli organici, perché poi la riforma
come sempre, e il successo della riforma, come è capitato e come capita, perché nel processo civile non è certo la prima riforma, noi stiamo dicendo che il processo che riguarda il diritto di famiglia è rimasto sostanzialmente uguale, mentre il processo civile è cambiato innumerevoli volte, sempre con l'idea che si dovesse snellire questo processo, eppure siamo arrivati qui che ancora stiamo parlando di snellire il processo, che l'Italia è ancora una lumaca, che il PNRR, i fondi del PNR ce li danno se noi velocizziamo le nostre procedure, quindi ancora non siamo riusciti nell'obiettivo, il che significa che non è tanto la riforma in sé, non è tagliare i tempi, non è far fare le corse agli avvocati o imporre al giudice di fare l'udienza entro 90 giorni. Il tema è: abbiamo risorse sufficienti? Hanno investito abbastanza soldi nella formazione del personale, nella digitalizzazione? Hanno assunto altri magistrati? Perché ecco, le cifre che io vedo negli articoli di giornale dove si parla di milioni di euro investiti nella giustizia, sì, ma cioè dobbiamo pensare di distribuirli su tutta la penisola e dobbiamo pensare che le persone non crescono e non si formano in un solo giorno, e quindi per forza comprende un cambio di cultura di questo paese, ma dove la giustizia diventa un vero e proprio bene essenziale, un investimento. Tra l'altro lei diceva recentemente, insomma, che anche lo stato di salute, no, di un paese si misura anche attraverso lo stato di salute del proprio mi sfugge un po' la parola, ordinamento giuridico, no? Certo. Quindi più saremo in grado di dare delle risposte certe, delle risposte puntuali, e più saremo autorevoli anche nei confronti di chi tenta invece di fare il furbetto. Pensiamo anche alla giustizia penale, alla riforma della giustizia penale, che viene interessata anche dalla riforma Cartabia, e vedremo poi anche che insomma ci sono anche delle lamentele, ci sono delle proteste. Sì, ma è chiaro che la riforma ha senso, perché poi si deve fare una riforma, perché la giustizia è un bene essenziale per un popolo, cioè è essenziale, come dire, è come parlare di un ospedale. È chiaro che il benessere di un paese si deve poter misurare sulla capacità di reazione e sulla capacità anche di conciliare le questioni tra privati, ma anche di conciliare, cioè e comunque di dare soluzione ai problemi che ci sono fra lo Stato e i suoi cittadini. Il tema del PNRR è legato al fatto che l'Italia non è un paese attraente per gli investimenti nel momento in cui per recuperare un credito ci vogliono anni, forse. Mentre in altri paesi nel giro di 15 giorni hai il tuo credito, o comunque al tuo debitore è impedito di fare qualunque cosa finché non ti ha pagato. Quindi è proprio, insomma, la questione si misura poi terra a terra, cioè se un'azienda deve investire nel paese A o nel paese B, certo che tiene in considerazione che il rapporto, non so, con una pubblica amministrazione o con la giustizia ha certi tempi, perché potrebbe dipendere anche da questo potrebbe dipendere la sopravvivenza della sua azienda. E lo stesso, mi scusi, nell'ambito del diritto, e lo stesso nell'ambito del diritto di famiglia, cioè più i casi sono problematici e la complessità, le garantisco che è cresciuta nell'ambito di questi anni all'interno delle famiglie. Cioè, se non abbiamo una capacità di reazione a protezione dei minori, dare una risposta ai cittadini, cioè dare una risposta che abbia un senso nel momento in cui si interviene e si dice: da oggi le cose si fanno così perché non siete stati in grado di deciderlo da soli. Chiaro? Ma occorre un tempo, e occorre un tempo sia per quanto riguarda le aziende, sacrosanto, ma anche per quanto riguarda le famiglie, perché le persone cambiano di continuo. Assolutamente sì, cambiano anche, diciamo, i costumi, gli usi, e lei insomma è testimone anche di un fatto che interessa le nostre abitudini. Ci sono sempre meno matrimoni, soprattutto in chiesa, e sempre più separazioni e divorzi. Stavo, mentre parlavamo, cercando anche qualche dato, e è interessante capire, insomma, che come siano diminuiti davvero molto i matrimoni in generale, nel 2020 in particolare, va bene,
abbiamo un 47% in meno rispetto al 2019, ma questo non fa testo. Quello che interessa è che in generale c'è un calo evidente nel rito religioso e anche dei primi matrimoni, con un innalzamento invece delle seconde nozze. Stanno cambiando anche un po' le abitudini a livello sociale, no? Ci si divorzia con più facilità, la normativa ha introdotto anche il divorzio breve a 6 mesi, corretto? Sì, beh, sa, qui è bellissimo, potremmo fare tantissimi discorsi su questo. Però allora, perché i secondi matrimoni? Ma perché la vita ci si è non solo allungata, ma anche allargata. Oggi una persona che ha 55, 60, 65 anni ha voglia di mettersi in gioco. E forse poi è la categoria di persone che può ancora godere di un certo benessere economico, per cui perché, sì, assolutamente. perché non godersi la vita? Sì. Ecco, perché non godersi la vita insieme a qualcuno? Per quanto riguarda il calo dei matrimoni, ogni tanto qualcuno me la fa la battuta, ma scusami, se ci sono meno matrimoni tu resti senza lavoro. Ma in realtà le persone, è vero, il matrimonio diciamo che non è più né uno status per una donna e neanche un modo per sistemare un uomo, no? Le mamme volevano vedere anche i figli maschi, quando è che ti sposi, quando è che ti vedo sistemato, ma non è più così. Però diciamo che le persone stanno insieme, continuano a cercarsi. Magari, ecco, oggi possiamo considerare che un matrimonio che è durato 10 anni, possiamo considerarlo un matrimonio di successo, no? Un matrimonio che è durato 20 anni è un super matrimonio, successo. Di super successo. Quindi non è tanto questo il tema è che le persone continuano a cercarsi e continuano a volersi bene, magari in maniera diversa. Ci sono persone che magari vivono a 2 posti diversi del mondo, però stanno insieme, cioè sono cambiati proprio i rapporti. E quante persone che non hanno un partner però hanno avuto un figlio? E quindi come sta cambiando il rapporto con la paternità e la maternità, che è slegata oggi dal punto di vista biologico dal fatto dell'avere un partner e dell'essere sposati. Quindi c'è tutto. C'è una riflessione molto ampia da fare, molto ampia da fare su questi temi, assolutamente. Sì, così come quello che leggiamo, mi capita di leggere, seguo con vero interesse gli articoli che riguardano il calo demografico. Quello piuttosto, però era stato ampiamente previsto che dalla metà degli anni '80 in poi ci sarebbe stato un calo. Quelle sono, direi, questioni che dovremmo attenzionare di più per interrogarci su che cosa vogliamo in questo paese per il futuro dei nostri ragazzi. Chiaro? Perché il rapporto uomo-donna o genitori-figli, io vedo che prosegue, con altre forme, ma prosegue. Sentiamo le parole del ministro Carlo Nordio, sentiamo 50 secondi. Penso la riforma di chi mi ha preceduto, la riforma Cartabia, era andata nella giusta direzione, perché effettivamente un arresto al quale poi consegua quasi immediatamente la liberazione, salvo questo intervallo dentro un carcere dove magari stanno espiando delle pene, è assolutamente irrazionale. È vero peraltro che questa riforma ha creato delle criticità che ormai sono note a tutti e alle quali questo governo cercherà di rimediare con un intervento chirurgico e mirato nel più breve tempo possibile. Poi con riferimento alla digitalizzazione, significativi sono stati gli interventi orientati alla compiuta realizzazione del processo telematico sia penale che civile. Fermerei qui, c'è un tentativo chiaramente anche di introdurre maggiore tecnologia per appunto centrare l'obiettivo di snellire l'intero apparato, ma appunto Nordio faceva riferimento a qualche criticità che riguarda la riforma, in particolare nel processo penale. Oggi è arrivato alla nostra redazione anche un comunicato, come potrebbero essere tanti altri, ma prendiamo questo come esempio, di alcuni sindacati di polizia, l'ISIPO e PNFD, che dice appunto così, lo possiamo anche inquadrare dalla regia: mentre si festeggia la vittoria dello Stato nei confronti della criminalità a seguito dell'arresto del mafioso Matteo Messina Denaro, è entrata in vigore la riforma Cartabia, che a giudizio delle scriventi suona come uno schiaffo agli operatori di polizia. Chiaramente stiamo parlando di un sindacato che difende le forze dell'ordine e nel caso specifico appunto la polizia di Stato. È sicuramente vero che i processi si snelliranno e le carceri si svuoteranno, ma non ci saranno quasi più denunce per naturale paura da parte dei cittadini onesti di sporgere la querela.
Infatti si dice che chiaramente per alcuni reati, lesioni, minaccia, violenza privata, violazione di domicilio, furto, appropriazione indebita, truffa, disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone e delle molestie, serviranno le querele, quindi la denuncia querela, e non saranno più reati perseguiti d'ufficio. Anche qui, insomma, vista così, almeno da come ce la presentano questi sindacati, effettivamente sono segnali di indebolimento di un sistema giudiziario, non pensa, avvocato? Beh, allora gliene parlo da cittadina perché... Da cittadina, sì, chiaro, ne parlo da cittadina perché lungi da me toccare la addirittura materia... il sequestro di persona, si Sì. procede a querela, anche questo è abbastanza inquietante. La materia penale merita veramente un approfondimento da parte degli specialisti, di cui, tra i quali sicuramente il ministro Nordio. Da cittadina le dico, certo, io non posso pensare ad una riforma che mi dice che per snellire il processo mi allontana dalla denuncia. Cioè, io devo avere paura di fare denuncia. Io devo avere uno Stato che mi protegge, tanto più quando ci sono dei reati che coinvolgono le persone. Perché sul patrimonio possiamo anche confrontarci, ma quando c'è un reato, anche una semplice molestia o una violenza privata, che può essere anche un mio vicino di casa che parcheggia continuamente l'auto in modo da bloccare la mia e non mi fa uscire per andare al lavoro, io non posso dover avere paura di denunciare. Io devo avere uno Stato che mi protegge, deve poter essere una questione che va avanti d'ufficio. E mi pareva che anche questo fosse tra i reati, no? La violenza privata. Sì, violenza privata. Non voglio neanche pensare al sequestro di persona. Cioè questo è proprio veramente... che il sequestro di persona debba essere fatto a querela, salvo i casi più gravi. Sì, salve specifiche aggravanti. Salvo specifiche aggravanti. Però ecco, io ripeto, mi affido al Ministro, ma occorreranno dei correttivi importanti perché le persone vanno protette. E noi tutti dobbiamo però, come cittadini, farci carico dello Stato che vogliamo e della giustizia che vogliamo. Non possiamo pensare che sia solo il Ministro che lo risolve, per cui ben vengano tutti, non so, la polizia, gli avvocati, anche noi abbiamo espresso molta preoccupazione per certi aspetti del giudizio civile, eccetera, che tutti coloro che si interessano del processo, ma anche come semplici cittadini, ci facciamo sentire con questi comunicati per esprimere le criticità e perché chi ci rappresenta possa porre rimedio. Una parentesi breve, poi andiamo verso la conclusione. La digitalizzazione è stata introdotta un po' giocoforza a causa anche della pandemia, quindi alcuni processi, no, digitali, telematici sono stati introdotti negli ultimi anni in generale, sì, forzatamente, insomma, in alcuni ambiti, aziendale, non solo. Una forte digitalizzazione, una necessità di digitalizzare alcuni processi c'è anche all'interno dei tribunali. Sì. Come vi state approcciando a questa innovazione che, insomma, per noi risulta essere un'innovazione, ma avremmo dovuto iniziare forse già qualche anno fa, no? Allora, avremmo potuto iniziare anche qualche anno fa. Per quanto riguarda il deposito degli atti, nessun problema. Secondo me noi lo applichiamo nel civile già da qualche anno ed è effettivamente uno snellimento del nostro lavoro. Per quanto riguarda le udienze, questo è un grande punto interrogativo. Per quanto riguarda le udienze, quando non ci sono le parti, possiamo anche farlo. Forse è comodo anche, non so, se io devo andare a un processo ad Arezzo, il fatto di potermi collegare invece con il giudice può farmi risparmiare del tempo. Ci sono alcune udienze che sono necessarie ma sono di passaggio e quindi quando siamo soltanto parti, avvocati e giudice, secondo me non c'è nessun problema. Nel momento in cui c'è la discussione oppure nel momento in cui ci sono le parti e le parti vanno convocate, è necessario che una persona possa vedere il giudice ed essere visto dal giudice. Non possiamo pensare di avere delle discussioni anche se online. Sì, le discussioni online secondo me non funzionano. Ma sono ingestibili anche dal punto di vista. Sono ingestibili, occorre una direzione e poi occorre veramente che le parti si siedano di fronte al loro giudice e il giudice di fronte alle sue parti. Deve poter vedere, cioè non è un caso che il giudice che ha trattato poi la causa debba poi essere quello che fa la sentenza. Ci sono dei cambi, ma insomma fino a un certo punto, perché a un certo punto il giudice deve poter vedere le persone, no?
Sì, no, stavo pensando mentre stava parlando proprio a una discussione tra le parti online. A un certo punto bisognerà zittire i microfoni, spegnere i microfoni, ingestibile, davvero anche dal punto di vista della dialettica, della comunicazione. Sì, ma anche se riesce anche perché si accendono i toni e quindi voglio dire poi a distanza sì, tutto ma molto quante più cose complicato. cogliamo in più, no? Nel momento in cui le vediamo le persone, la stessa Sì, domanda sì. fatta a distanza, così Cambia completamente. cambia completamente. Per cui no, è essenziale che rimanga almeno la parte della discussione oppure la presenza delle parti. Insomma. Senta, in chiusura immagino che il corso che prenderà il via il 3 di febbraio e che avete avviato sia rivolto in particolare anche ai giovani colleghi, no? Perché la riforma introduce delle novità, insomma, e bisogna partire dalle nuove generazioni anche di professionisti, di avvocati, per sperare che ci sia un accompagnamento anche professionale al grande cambiamento normativo. Sì, ma io ho molta fiducia nei giovani che si sapranno adattare 1000 volte meglio di noi, che invece dobbiamo comunque adattarci, ma veniamo da vecchi schemi e quindi li dovremo rivedere. Per cui al nostro corso si stanno iscrivendo tutti i colleghi. È un piacere perché insomma ci vediamo un po' tutti, è un modo per unire le generazioni, ma il mio lavoro è il più bello del mondo, non solo perché difendo le persone, ma anche perché ho la possibilità di incontrare e di stare veramente con colleghi dai più giovani ai più anziani. Abbiamo l'occasione di confrontarci non solo in udienza, non solo così nello scambio degli atti, ma anche nei convegni. È veramente molto interessante. Cosa direbbe, davvero chiudiamo, a una coppia che sta pensando magari di separarsi, di sciogliere un matrimonio? Ecco, che tipo di consigli, quando trova delle tensioni, delle situazioni simili, di solito magari a una parte, chiaramente perché prende le difese di una parte, che consigli si sente di dare in trasparenza proprio? Guarda, in trasparenza io chiedo due cose: se questa è veramente l'unica soluzione, se ha esplorato altre soluzioni, e poi alla fine della consulenza chiedo sempre come si vede, un compito per casa, come si vede tra 5 anni, ma con i dettagli, dove sarà tra 5 anni? Perché le risposte sono sorprendenti e a volte mi piace vedere che non si riesce a programmare un vero futuro senza quel nucleo. Per cui ripartiamo da lì e a volte insomma dalla consulenza poi si va a casa, ci si ripensa e magari si riesce a trovare anche un sistema alternativo per non arrivare alla separazione. Che questo insomma sarebbe l'obiettivo principale, dai, cercare l'avvocato ha una funzione prima di tutto sociale. Noi siamo non solo un pronto soccorso così della giustizia, noi siamo dei pacificatori della controversia, per cui che cosa c'è di meglio che trovare il modo per dare una mano ai ragazzi o alle coppie più grandi a disincagliarsi e a trovare un sistema per andare avanti. E se proprio non è possibile, insomma, il nostro ordinamento prevede anche delle soluzioni, dei rimedi. Sì. Grazie allora Sabrina De Grazie a Santi, lei, presidente di grazie a IAF Veneto, avvocato che si occupa di diritto di famiglia. Grazie per essere stata con noi. Grazie a lei per avermi invitata. Verona, squadra che vince, torna domani. Abbiamo un appuntamento dedicato al mondo cooperativo con Conf Cooperative Verona. Avremo ospite il direttore Davide Bulighin, sempre alla solita ora. Seguiteci.